Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E di un morto e di 2 feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 107 nei pressi di Rovito, lo scontro tra 2 auto, la vittima è un giovane di 22 anni di Celico. Nominati i sottosegretari del governo giallo-verde, nessun calabrese nell'elenco, Calabria ignorata ed è polemica politica. La Calabria riceve dall'Europa più di quanto versi, emerge da un'indagine di Demoscopica. Alla nostra regione conviene restare nell'Unione. Tirocinanti in piazza a Catanzaro, incontro con l'assessore al lavoro, chiedono chiarimenti sulle risorse relative al 2018, in 5.000 rivendicano lavoro stabile e minacciano azioni eclatanti. Il sindaco di Crotone, dopo l'azzeramento del vecchio esecutivo, vara la nuova giunta. Pugliese ha presentato i nuovi assessori stamattina in una conferenza stampa. Scoperto una vasta piantagione di marijuana a Pizzo, in manette 7 persone, l'operazione dei carabinieri. Sono partiti per pescare i rossoblù di Braglia che sabato affronteranno il Siena nella finale dei playoff per la promozione in Serie B. Il tecnico avverte avversari forti e favoriti. Noi dovremo fare una grande gara. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque incidente mortale oggi pomeriggio nel Cosentino, la vittima è un giovane di 22 anni di Celico. L'incidente si è verificato sulla statale 107 Silana Crotonese. Il ragazzo viaggiava su una Renault Twingo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Smart a bordo della quale si trovavano 2 persone rimaste gravemente ferite. Ecco quel che rimane delle 2 auto coinvolte nell'incidente stradale che oggi pomeriggio è costato la vita ad un giovane di 22 anni. Lo scontro tra una Smart e una Twingo, vetture, vedete, ridotte ad un ammasso di lamiere, è accaduto sulla statale 107 nei pressi di Rovito. La vittima è un giovane di Celico, Giuseppe Visignano. Era a bordo della Renault Twingo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Smart. Violentissimo l'impatto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Gli occupanti dell'altra auto sono rimasti gravemente feriti. Sono stati gli altri automobilisti in transito sulla statale a dare l'allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, ma per il 22enne non c'è stato nulla da fare. Uno dei 2 feriti è una ragazza di 18 anni. Per estrarli dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I 2 sono stati ricoverati in prognosi riservata all'Annunziata di Cosenza. La politica adesso, nominati i sottosegretari del governo giallo-verde, nessun calabrese nell'elenco, Calabria ignorata dunque ed è polemica politica. La partita per la nomina dei sottosegretari non ha premiato la Calabria. Non che ci fossero chissà quali aspettative, ma qualche spiraglio che lasciava ben sperare si era aperto negli ultimi giorni. Ci speravano, per esempio, Morra, Nesci, Misiti, 3 esponenti del movimento, dicono, tenuti in debita considerazione a Roma. Misiti è un medico assai apprezzato, che conosce bene la situazione sanitaria calabrese e forse avrebbe potuto dare il suo contributo, ma così non è stato. Evidentemente Di Maio aveva assunto altri impegni. Per Morra il problema è diverso e non è escluso che possa essere chiamato alla presidenza della Commissione parlamentare antimafia, il posto occupato fino al 4 marzo scorso da Rosy Bindi. Da Lira Nesci alla seconda legislatura si aspettava di più, è vero, ma ha già fatto sapere che non esiste il problema e che, come fatto in passato, sarà attenta ai problemi della Calabria e dei calabresi. La mancata presenza di un eletto in terra calabra nella squadra del sottogoverno ha ridato fiato al PD. Ernesto Magorno, per esempio, non ha perso occasione per punzecchiare il Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto con un tweet su Twitter con il quale sottolinea la mancata attenzione del governo nei confronti della Calabria. Va però preso atto del fatto che la nostra regione, piaccia o meno, esprime il vice premier, nonché ministro dell'interno Matteo Salvini, che non va mai dimenticato, è stato eletto in Calabria con una montagna di consensi. Quindi
C'è uno studio di Demoscopica secondo il quale la Calabria riceve dall'Europa più di quanto versi alla nostra regione, dunque conviene restare nell'Unione Europea. Restare in Europa? Beh, alla Calabria conviene. Demoscopica fa i conti in tasca alle regioni. Il Sistema Italia, viene evidenziato nel report, spende 40 milioni al giorno per l'Unione Europea, ma il saldo tra quanto spendono e quanto ricevono le regioni varia. Così, se la Lombardia versa molto di più di quanto non riceva, al meridione la situazione è capovolta e la Calabria ha un saldo positivo di 1,3 miliardi. Ma il nostro studio conferma la dicotomia esistente tra le regioni italiane e l'Unione Europea rispetto ai rapporti finanziari. Un dato per tutti, la Calabria versa diversi milioni di euro, circa 800 milioni di euro, e ne ha incassati nel triennio 2015-2017 circa 1,3 miliardi, quindi con un saldo positivo, un credito diciamo maturato estremamente interessante rispetto all'Unione Europea, con un versamento pro capite per cittadino che presenta un saldo di 687 euro, diametralmente opposta per esempio alla situazione della Lombardia, che invece avanza rispetto a ciò che ha versato dall'Unione Europea la sola Lombardia oltre 5 miliardi e mezzo di euro. Quindi, tradotto in soldoni, è vero che ci sono le politiche di coesione, ma le politiche di coesione, che servono ovviamente a ridurre i divari tra le regioni del nord e le regioni del sud, sono elementi che non possono durare a lungo. Questo è quello che viene fuori dalla nostra ricerca. Si tratterà chiaramente di spendere meglio e in maniera più adeguata i fondi comunitari. Un solo dato: rispetto alla programmazione conclusa, circa 1 euro su 2 vengono e provengono dai cosiddetti progetti sponda, retrospettivi, cioè progetti che nulla hanno a che fare con la programmazione dei fondi comunitari, con la programmazione europea, e quindi l'impatto, l'indotto di questi fondi non si percepisce sul territorio e non si vede nella crescita del sistema economico. Tirocinanti in piazza questa mattina a Catanzaro chiedono chiarezza sulle risorse e lavoro stabile. Nuovi tirocini 2018, vecchi problemi, la confusione, come spesso accade, sulle questioni pratiche, sulle risorse e sui soldi, che non solo arrivano tardi, ma questa volta c'è anche da capire quante ne arriveranno. Un dettaglio non da poco: stamattina una delegazione di tirocinanti ha incontrato l'assessore regionale al lavoro a Catanzaro, il sit-in nel piazzale antistante la cittadella. Richieste sul tavolo e una settimana di tempo. Noi chiediamo quali saranno i tempi per l'inizio del nuovo tirocinio 2018, che ci vedrà impegnati di nuovo presso enti pubblici e privati. Sappiamo che purtroppo non c'è un allineamento con quanto sostiene l'INPS di avere come risorse disponibili e quanto invece sostiene l'INPS nazionale. Non sappiamo effettivamente dove sta il problema, però abbiamo chiesto che venga risolto nel più breve tempo possibile, e proprio per questo abbiamo chiesto anche la possibilità di avere un tavolo tecnico con la presenza dei tirocinanti, dei sindacati, dell'assessore e quindi della Regione Calabria e anche dell'INPS nazionale, per capire dove sta il problema e di risolverlo nel breve tempo possibile. In 5.000 aspettano risposte, pronti a proteste eclatanti. Abbiamo chiesto ovviamente che il tirocinio non sia una soluzione definitiva per noi. Noi vogliamo sicuramente iniziare queste attività, ma vogliamo anche la possibilità di avere un lavoro definitivo, di assicurare un lavoro definitivo a 5.000 persone che purtroppo sono alle prese con un precariato che è continuo, e quindi abbiamo chiesto tempi brevi, altrimenti saremo purtroppo costretti, e informeremo anche le prefetture di questo, saremo costretti purtroppo a manifestare ancora, sperando naturalmente che tutto questo non sfoci in gesti eclatanti. C'è un aggiornamento sulla notizia che abbiamo dato in apertura del nostro giornale, l'incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla statale 107 nei pressi di Rovito. Ebbene, è salito a 2 il numero delle vittime dello scontro tra due auto avvenuto nel territorio appunto del comune di Rovito. Uno dei feriti, un ragazzo di 16 anni, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza. Ci spostiamo adesso a Crotone, dove il sindaco Ugo Pugliese ha presentato la nuova giunta.
Questa la nuova giunta varata dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese dopo l'azzeramento del vecchio esecutivo. I 9 assessori sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, 3 le new entry. Partirei prima per dovere morale con i vecchi assessori, come ho detto prima resteranno a far parte della squadra, un grande grazie perché hanno contribuito in maniera importante nella mia crescita personale e nella mia crescita amministrativa. L'esperienza che mi hanno dato è servita oggi ad avere questa nuova giunta e questi innesti nuovi, ma l'idea nuova di giunta è fatta in maniera diversa e soprattutto la posizione del sindaco rispetto alla giunta sarà un ruolo di maggior coordinamento di tutti gli assessori. E quello che interessa di più è che oggi gli assessori siano più dialoganti con i consiglieri comunali, che abbiano più a cuore le esigenze dei consiglieri comunali che rappresentano la città. E quindi in questo senso chiedo una maggiore apertura oggi ai consiglieri comunali. Forse un errore di inesperienza che abbiamo patito nei primi 2 anni è stato proprio questo. Ne ho fatto tesoro io per primo nelle lunghe interlocuzioni avute con i consiglieri, oggi l'ho esplicitato ai vecchi e ai nuovi, diciamo così. È importante che oggi si faccia veramente squadra tutti insieme, ecco per cui si è ritrovata l'armonia in questo senso. In questa fase era necessario rilanciare per avere una maggiore coesione, per avere una maggiore idea e soprattutto un entusiasmo diverso e anche quell'apertura che ci è stata chiesta. La cronaca adesso ci porta a Pizzo nel Vibonese, operazione della Guardia di Finanza, 7 arresti per droga, scoperta una maxi piantagione di marijuana. Siamo all'interno di una delle serre, parliamo di un'estensione di oltre 8.000 metri quadrati, non molto lontano dalla strada principale della località marinella di Pizzo. Erano circa 90.000 le piante di marijuana, una caratteristica particolare di questa marijuana cosiddetta olandese, che cresce come vedete così bassa ma dà risultati a livello commerciale fortissimi, perché c'è un continuo ricambio nel giro di un mese e mezzo alle coltivazioni. L'operazione è stata realizzata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che ha colto in flagranza 7 persone, 5 extracomunitari e 2 italiani, che sono stati subito arrestati, e ora si sta procedendo alla estirpazione e distruzione. Quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia è apparsa sin da subito una vera e propria azienda agricola, particolarmente strutturata e munita di ogni elemento produttivo necessario per la coltivazione e la successiva distribuzione dello stupefacente. Teli, mezzi, utensili, un capillare ed ingegnoso sistema di irrigazione automatico, aeratori, un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, buste, bilance di precisione e relativa manodopera, ovvero i 5 braccianti extracomunitari, 3 originari della Costa d'Avorio, uno del Mali e l'altro della Guinea, regolarmente pagati per lo svolgimento delle mansioni loro affidate. Oltre alle 20 serre già in cultura è stata rilevata l'esistenza di un'estesa area già predisposta per l'impianto di ulteriori 3.200 piante posizionate in vivaio in appositi contenitori di polistirolo. In prossimità della piantagione i militari hanno scoperto poi una casa colonica che, formalmente disabitata, era in realtà adibita sia allo stoccaggio e all'essiccazione della marijuana, sia a modulo abitativo per gli addetti ai lavori. Un duro colpo, quello inferto dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a quella che rappresenta ad oggi una delle più fruttifere forme di business della criminalità calabrese, perché le coltivazioni a fioritura completa avrebbero prodotto circa 8 tonnellate di marijuana. Lo stupefacente, una volta essiccato ed immesso sul mercato illegale, avrebbe fruttato un profitto pari ad almeno 20 milioni di euro. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Bambino gravemente ammalato costretto da cavilli burocratici in ospedale, la denuncia del garante per l'infanzia Antonio Marziale. Il piccolo, 2 anni e mezzo, di Polistena soffre di una patologia che lo costringe al ricovero da quando è nato. Saltato il trasferimento dal Policlinico di Messina all'ospedale di Cagliari, nonostante, denuncia Marziale, fosse da giorni tutto pronto.
Furto all'interno dell'impianto di depurazione di Cutro nel Crotonese, danni per 30.000 euro. I malviventi entrati nell'impianto dopo aver forzato il cancello d'ingresso hanno asportato un gruppo elettrogeno, indagano i carabinieri, nessun disagio per l'erogazione idrica. L'ex assessore ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria, Dominique Giovanni Suraci di Alleanza Nazionale, è stato condannato a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza emessa dal Tribunale della città dello Stretto. Suraci, secondo quanto emerso dalle indagini nell'ambito dell'operazione Sistema Assenzio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, sarebbe stato la mente di un sistema affaristico grazie agli accordi con la Cosca Tegano. Si getta in acqua per salvare il figlio, ma la corrente la porta al largo. L'intervento di altri 3 bagnanti per salvare madre e bimbo non va a buon fine per le cattive condizioni del mare. La richiesta di soccorso inoltrata alla Capitaneria di Porto consente di salvare 5 vite a Reggio Calabria. A Taurianova, fiaccolata di preghiera per Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria che da 2 anni si trova in stato vegetativo in una struttura di Zingonia, in provincia di Bergamo. Prosegue senza sosta la mobilitazione con l'intento di fare chiarezza sulla triste vicenda della taurianovese Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria che secondo la tesi della Procura della Repubblica di Venezia si sarebbe suicidata, ma che i familiari e gli amici non credono l'abbia fatto. Il giorno seguente al 30° compleanno della sfortunata ragazza, sul cui caso si rafforza l'ombra del sospetto che va a stridere prepotentemente con la tesi del suicidio portata avanti dalla magistratura veneta, il comitato civico che porta il nome della ragazza continua la battaglia per far emergere tutti quegli aspetti rimasti sottaciuti e nascosti e su questa linea ha organizzato una fiaccolata di preghiera nella cittadina taurianovese per esprimere l'ennesimo atto di vicinanza all'agente di polizia penitenziaria che in questo momento si trova in stato vegetativo nella struttura di Zingonia in provincia di Bergamo in seguito al colpo esploso dalla sua pistola di ordinanza all'ospedale di Venezia nel novembre del 2016. L'iniziativa che ha visto la presenza della famiglia di Sissi, dell'amministrazione comunale di Taurianova, di Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria, già presente in altre occasioni in città per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda, ha rappresentato un ulteriore momento di riflessione e di sostegno simbolico alla famiglia di Sissi. Nonostante il momento di raccoglimento, non sono mancate le polemiche da parte di coloro che quotidianamente, con la raccolta fondi e l'impegno sulla rete attraverso i social, battagliano per raggiungere la verità. Gli attacchi del comitato civico e dei rappresentanti social prendono di mira questa volta la popolazione di Taurianova che secondo le loro intenzioni non avrebbe partecipato in massa alla manifestazione di preghiera e l'altro attacco veemente lo rivolgono al sindaco di Taurianova Fabio Scionti perché alla fiaccolata di solidarietà, sostengono, non si sarebbe presentato con la fascia tricolore da primo cittadino e inoltre secondo gli attivisti del comitato non avrebbe stretto la mano neanche ai familiari di Sissi. All'Unical adesso laurea honoris causa in giurisprudenza al filosofo e teologo Vito Mancuso. In nome della legge noi professore Gino Miro Crisci, rettore dell'Università, visti gli attestati degli studi compiuti, conferiamo Vito Mancuso, nato il 9/12/62 a Carate Brianze, la laurea honoris causa in giurisprudenza. Complimenti. La cerimonia solenne nell'aula magna dell'Università della Calabria per il conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza al professor Vito Mancuso, filosofo e teologo ribelle, una giornata di festa aperta dal rettore dell'Unical Gino Crisci e dal direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Franco Rubino, la laudatio del candidato affidata ad Enrico Caterini, coordinatore del corso di giurisprudenza, il quale si è soffermato sulla visione di famiglia di Mancuso. Lo Stato confessionale è lo Stato della dottrina unica, qualunque essa sia. Lo Stato laico e democratico è lo Stato plurale. In tale contesto Mancuso supera l'idea di famiglia per quella di famiglia.
laddove la naturale umana affettività non può avere un'unica declinazione. Al contempo le famiglie sono pensate come relazione, non come istituzione. Vito Mancuso ha insegnato teologia a Padova e all'Università San Raffaele di Milano dal 2009, è editorialista di Repubblica, autore di molti libri che sono diventati strumenti per allenare il pensiero. A Rende è arrivato accompagnato dalla moglie, prendendo la parola nell'Ateneo calabrese del suo essere filosofo, ha detto: quando penso e parlo di me come filosofo, però non posso non sentire le parole di Immanuel Kant nella critica della ragion pura, laddove il grande filosofo diceva essere vanagloria qualificare se stessi filosofo. La giornata si è chiusa con la Lectio Magistralis sulla giustizia e sulla natura del mondo. Siamo allo sport calcio, sono partiti per pescare i rossoblù di Braglia che sabato affronteranno il Siena nella finale dei play-off per la promozione in Serie B. Il tecnico avverte: avversari forti e favoriti, noi dovremo fare una grande gara. Un'altra partenza, un altro viaggio, un altro obiettivo. Il pullman del Cosenza lascia lo stadio San Vito Gigi Marulla per l'ultima trasferta della stagione. Si porta dietro le speranze di una città e di una provincia, il sogno di tornare in una categoria difesa per 15 anni e inseguita per altri 15. A pescare il rossoblù di Braglia troveranno il Siena di Mignani che, a dispetto delle assenze, dice il tecnico di Grosseto, è una squadra difficile da affrontare. La rosa del Siena è una rosa forte. Hanno signor di giocatori fuori tutte le domeniche, perciò io non mi aspetto proprio niente di diverso dal Siena, anzi, Siena so che è una grande squadra, allenata bene, perciò i favoriti sono loro, non noi. Non so chi le mette in giro queste cose, ma i favoriti sono loro. Ci informeremo, vedremo, però non è che nel nostro girone abbiamo un'idea di quello che troviamo, sappiamo come giocano, sappiamo le alternative che hanno, i cambi che fanno, sappiamo anche che singolarmente sono fortissimi, sappiamo che hanno un centrocampo molto dinamico, le sappiamo le cose, però un conto è vederli dal vivo come abbiamo fatto noi nei precedenti turni, poi già il Sud Tirol che conoscevi poco all'andata ha creato qualche problema, perciò io mi aspetto una partita molto difficile, sofferta, e bisogna avere anche un briciolo di fortuna per portarla in fondo. Piero Braglia elogia il pubblico del Marulla e spera che anche all'Adriatico di Pescara i lupi giochino con il supporto di migliaia di tifosi. La buona notizia è che oltre ai bus organizzati con molte difficoltà dai sostenitori, ai mezzi e alle auto private, ci sarà la possibilità per 500 tifosi di viaggiare in treno, una soluzione trovata grazie alla sinergia delle istituzioni che per una volta hanno messo da parte il colore politico per vestirsi rosso-blu. Abbiamo avuto l'ufficialità del treno speciale di 500 persone disponibile per la trasferta di Pescara, è una grande soddisfazione per la città di Cosenza e volevo fare un ringraziamento al Presidente della Regione Mario Oliverio, all'assessore Gusmando, al Presidente della Provincia, al Sindaco di Cosenza e al Capo Gabinetto Antonio Molinari. Hanno lavorato da lunedì fino ad oggi, dove hanno trovato un accordo e qui è dimostrato dove c'è veramente il bene per la nostra Regione e per la nostra città. Sono veramente contento. Per i dettagli uscirà qualche comunicato nella serata domani per spiegare tutto l'acquisto dei biglietti, partenza, arrivi, tutte queste cose. Per il momento c'è solamente l'ufficialità che c'è questo treno. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La fase di caldo africano, che ha preso la scena sul nostro territorio nei primi giorni della settimana, è ormai al capolinea. Rientrerà rapidamente sulla sua sede sotto la spinta dell'aria più fresca atlantica, che piloterà un vortice ciclonico capace di apportare un peggioramento delle condizioni atmosferiche propizie a rovesci e temporali, a partire dalla serata di giovedì. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso sui settori tirrenici, specie del Cosentino, con possibili piogge e locali rovesci, generalmente poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio possibili rovesci potrebbero svilupparsi su Sila nord-orientale, in sconfinamento ad Alto Marchesato Crotonese e Basso Ionio Cosentino. Dalla tarda serata è previsto un peggioramento con possibili rovesci anche temporaleschi
sul Tirreno sotto costa, temperatura in diminuzione. Passiamo ai mari e venti, domani venti da ribeccio sul Tirreno con mare tra mosso e molto mosso, dai quadranti meridionali sullo Ionio con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortesia e attenzione. Appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.